devo chiudere, ci sentiamo dai un giorno. Ciao. Che fai, odore? Aspetta, no, tieni l'appuntamento. Pronto? Non ti sento più. E che non ti prendi il telefono? Che cambia zona, no? Pronto? Pronto? Ma che fai? Mi hai andato qua? Ma lo sai che sei per davvero zavordo? E cerchi dalla tua Jennifer curro scugnoluto. Non sai che cosa ti perdi. Jennifer, la conosci questa? È mondovata a Catania, è più antica del passamano della predura. Jennifer, sciampista. Possono capitare questi incidenti nel caso di queste telefonate che magari si pensa di fare ad una persona e invece la si fa ad un'altra. E a proposito di telefonate abbiamo qualcuno in linea. Buongiorno, chi c'è in linea? Sentiamo un po'. Sì, buongiorno. È da tanto che non ci sentivamo, siamo picchiati collera. Che è successo? Siamo proprio dispiaciuti veramente tanto, veramente. Che è successo? E come che è successo? Che è successo? Io non ne so nulla. Orazio gli è beato da banna, mi creda, depresso, deluso. Ma che è successo? E mica abbiamo sentito che Castiglia c'ha un'impresa che si sta facendo a casa, che come non mi chiamavano altri, a Iachino DJ, decorazioni Iachino. Mi rendo conto che è una situazione un po' imbarazzante. Guardi, adesso. Consumato, mi creda, gli è rovinato. Guardi, io sono una persona molto onesta, però è vero, ci ho parlato anch'io personalmente. Non ce lo aspettavamo noi. Non ce l'aspettavamo una cosa del genere, onestamente. Io pensavo che fossero dei vostri affiliati, insomma. Ma guarda, probabilmente è anche un po' colpa nostra, perché noi giriamo il mondo, noi siamo sempre per bene, siamo stati a fare ciò sistemato nella muraglia cinese. Certo. Abbiamo raddrizzato la torre di Pisa. Sì, lo so, però adesso non voglio prendere per forza di cose le sue difese, però secondo me c'è poco da ridere. No, mi scusi, non ridevo perché mi sono reso conto per un attimo che voi sì, avete le vostre colpe. Adesso non voglio prendere a tutti i costi le vostre difese, appunto, però anche lui, Castiglia, insomma, poteva pensarci. Ma poi guardi, ha peccato, è stato molto indelicato. Non è periodo perché a Pisa nel Socotano ci diciamo che ci alzavamo la torre nel Socotano. Ci volevamo fare un sesteato e il massetto al Colosseo nel Socotano. Sera però, poi ci fu proprio l'apoteosi. Sera era una cosa terribile. Ci hanno invitato a cena. Ma chi? In località Capomolini, conosci? Sì, certo, come no. Zona Capomolini? Sì. E andando a Castiglia non si viene a trovare perché sicuramente ha capito l'antifona. Infatti. E poi io immagino che avrà avuto, magari non lo so, un po' di, cioè mi rendo conto, avrà avuto un po' di imbarazzo. Sì, ma noi che non lo stavo, dai, che i vicini sono da casa, che la mangiamo pesce, c'erano belle sarighe meravigliose. Sì. Ah già, vero, perché ieri ha ricevuto un messaggio che avrebbe dovuto mangiare dei sarighi, quindi e c'era uno che si mangiava un saroco e la maionese, un bello saroco, se ci metto al massimo salamariglio con la maionese. Ma sa, io penso una cosa, magari c'era qualcuno non molto bravo nell'intingolo o salamariglio che dir si voglia, e quindi per evitare di fare brutta figura ha cercato di riparare con la maionese. Chissà, capitano queste cose. Lei sa fuorare che c'è uno dei sarighi, appena visto che io si mangiava un saroco con la maionese, si sollecitava direttamente. Sì, ho capito. Ma non abbiamo una righe, no? Si imbattava una lavori Natale. La fa una pallina e l'ha fatta finita. Cosa terribile. Immagino che puzza, mamma mia. Ora io non so come dobbiamo fare per fare recopigliare Orazio. Allora, ascolta. Orazio è abbiato da lato. Certo, mi rendo conto. Non so se ci vuoi mettere una canzone. No, a parte la canzone, io guardi, posso riferire. Non adesso, dopo le 2. Te lo posso dire una cosa? Sì. Non ci dicesse niente a Castiglia. Infatti io. Ci siamo rimasti molto male. Guardi, io su questa cosa si figuri, non ci avevo riflettuto. Ma guarda che siamo i re del decoro, i re della. Ma insomma, ci sarà magari però qualche motivo. Guardi, adesso non è che voglio cercare di riparare la cosa o di salvare il salvabile, però magari c'è qualche motivo che noi sconosciamo per il quale lui ha preferito. Non può indagare. Guardi, faccio così adesso, in questi giorni cercherò, non le prometto oggi, però cercherò di indagare su questa situazione, anche perché le dico che questa squadra che lui ha assunto, insomma, sta facendo qualche piccola così sciocchezza. Certo, ma che fai scherzando? Che non è che sono all'altezza di Iachino DJ. Guardi, adesso
canno. Non è per sparlare, ma si figuri che oggi, per esempio, hanno ficcato la testa di uno dei muratori dentro un muro. Ma Cioè, cosa, era una banana colosa. E poi guardi, le dico anche che uno di loro è soprannominato Terremoto. Perciò sono immagino, uno da una casa che si chiama Terremoto. Insomma. Perciò non è contro tutto c'è un conflitto di interesse, uno che si chiama Terremoto può passare a casa. Assolutamente no. E poi sono sicuro che all'interno di questo gruppo che ha assoldato Castiglia nessuno riesce a cucinare come voi. Guarda, guarda, senza dubbio, perché Orazio, anche se oggi infatti, abbiamo provato, oggi mi pare che non si mangia. È il rischio che effettivamente manca pignata sopra, niente, non mi si è fatto mancare spesa, niente. Allora guardi, le prometto che cercherò di fare qualcosa. Indago. Perché qua stiamo soffrendo la fame. Va bene, indago e magari le faccio sapere. Guardi, Indaghi. Vabbè, sì. Come la canzone di Zucchero. Come? C'è una canzone di Zucchero. Qual è? E indaco dagli occhi del cielo. Fa così. Saranno con me. Sì. Ma qui è Zucchero, qui. Quello che canta non ti sopporto più. Tipo il Gabibbo. Mi pareva Zucchero che non si vestiva di Charlie Cinema, ma Catania, non so guarda lì. No. Vedeva l'imitazione di Charlotte. Non lo conosco, mai visto. Allora, ascolti, io adesso faccia così, lasci il suo numero telefonico alla nostra centralinista, io indagherò e dopodiché le farò sapere qualcosa. Vabbè, vieni se ci può mandare qualche cosa per mangiare, che è bianco. Mi rendo conto. Orazio è veramente depresso. Va bene, troppo depresso. Allora, speriamo che Orazio si riprenda quanto prima. Poi usare con la maionese c'è adesso l'ultima botta. Sì, che cosa può mangiare? Un affronto. Manco se si dà palla da ossa. Mi rendo conto, un affronto. La saluto, non le dico buon pranzo, la saluto e basta. Mi raccomando, lasci il numero alla centralinista, mi raccomando, buona giornata, grazie a lei, grazie.